Bentrovati cari amici, bentrovati nella terza pagina, la terza pagina della vostra TV di informazione. Anche in questa edizione della vostra terza pagina un garbato cenno alla cultura per non dimenticare, per la pace. Era la serie di concerti straordinari che abbiamo svolto nel centenario della Grande Guerra, ritornati più che mai attuali. Ricordo che al tempo andai a visitare il Javera British Cemetery, il cimitero di guerra inglese di Javera del Montello, è ubicato appunto proprio di fianco all'antica chiesa di Santi Giacomo e Cristoforo, su una delle cuspidi del Montello, pieno fronte di guerra. Francamente non ero mai stato e pensavo di trovare dopo 100 anni un insieme di lapidi lasciate alle intemperie, abbandonate, e invece tutto perfetto, in ordine, erba rasata, lapidi allineate, pulitissime, uguali. Cambiava solo la simbologia dell'appartenenza religiosa, simbolo religioso per tutti della stessa dimensione, a marcare il senso della stessa importanza, del rispetto e della pace eterna, curatissimo, percepibile, perfetto, sotto il nome e cognome, e quello che mi ha colpito è stato leggere 20, 19, 23, 25 o poco più, giovani, e mi sono detto: ragazzi, dopo 100 anni spero di riuscire a mandarvi un pensiero, perché trovo giusto non siate dimenticate, e assieme a voi almeno altrettanto meritano anche tutti gli abitanti di questi luoghi che hanno dovuto subire la vostra stessa tragica sorte di vita. E francamente ci ha fatto molto piacere e davvero ci siamo sentiti onorati nel ricevere il patrocinio a questo nostro modesto gesto di sincera umanità a firma dell'ambasciatore a Roma del Regno Britannico, Sua Eccellenza Christopher Prentice, e nel novembre successivo dal console onorario a Venezia, il dottor Ivor Coward, l'invito a partecipare al Memorial Day del Regno Unito, in programma anche a Venezia, e al quale avrebbe partecipato l'ambasciatore in persona, che nell'occasione abbiamo avuto l'onore di conoscere personalmente. Adesso vi faccio sorridere, in quanto ad emozione. Ad un certo punto mi sono accorto che zoppicavo. Distinto butto l'occhio sulle scarpe e con sorpresa vedo che su un piede avevo calzato un mocassino e sull'altro una scarpa con i lacci. Ma fortunatamente erano entrambi nere, giusto per motivare un sorriso. Attualissimo proporvi i nostri concerti della rassegna alla cultura per non dimenticare, per la pace, concerti straordinari in onore delle vittime militari di qualsiasi paese e in qualsiasi fronte avessero combattuto. Ma ricordo anche, come ho detto, delle vittime civili. Purtroppo quello che vediamo ogni giorno da un paio di mesi a questa parte non lascia che spazio per uno stesso pensiero. Una bella pagina di vita nel ricordo anche attuale, il concerto presso la chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo e al British War Cemetery di Javera. Era il 23 maggio 2015, giorno del primo dei diversi concerti straordinari che nei 3 anni nel ricordo della Grande Guerra abbiamo fatto. La formazione della nostra orchestra da camera, i solisti di Radio Veneto 1, violini Nicola Fregonese, Matteo Anderlini, Giorgio Baldan, Marco Domenichelli, Suela Piccirini. Alla viola Giada Brozza e Francesca Levorato, al violoncello Luca Fiorentini e Lorenzo Parravicini, contrabbasso Mattia Corso e all'oboe Stefano Marangoni. A dirigere il maestro Giorgio Sini. Il programma: Antonio Vivaldi con le 4 stagioni, un inno alla vita. Ancora di Antonio Vivaldi il concerto per violoncello e archi in do minore, e di Alessandro Marcello il concerto per oboe e archi in re minore. Buon ascolto.
di Ennio Morricone, Gabriel Salgado. Spero abbiate passato una buona oretta di buona musica. Vi abbiamo proposto il primo concerto che abbiamo effettuato per ricordare le vittime dopo 100 anni della Grande Guerra. Ricordiamo a modo nostro le vittime di questi giorni, augurandoci possa prevalere la pace. Vogliamolo. Potrebbe succedere, perché no? Grazie e alla prossima.